Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Paura a Casteldaccia nel Palermitano per un grosso incendio che è scoppiato sulla A19 e ha messo a rischio anche diverse abitazioni. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, dirottati alcuni voli in arrivo a Palermo su Catania. Si avvicina il lungo ponte di Ognissanti e anche i cimiteri si preparano per accogliere il pienone. A Catania è avviata la pulizia straordinaria e da domani scattano le modifiche alla viabilità. Temperature più alte della media stagionale e stabilimenti balneari aperti. È tempo di vacanza tra chi festeggerà la festa pagana di Halloween e chi si dedicherà alla tradizione dei morti. 5 milioni di euro per i danni delle alluvioni di settembre e ottobre 2022 su Trapani, Messina e Siracusa. Sono i ristori che arriveranno a privati e imprese danneggiati dalle inondazioni. Il prete che aiuta i nuovi poveri. Allo Sperone di Palermo la parrocchia di Don Di Marzo al fianco delle famiglie per pagare le bollette troppo alte, la spesa o i conti di chi non arriva a fine mese. Corsi per diventare operai edili destinati a richiedenti asilo. Messina è la prima città siciliana che offrirà percorsi formativi e opportunità di lavoro agli stranieri titolari di protezione internazionale. Calcio, crisi Catania, per il momento Tabiani resta, ma la fiducia è a tempo. Palermo, delusione per la sconfitta con il Lecco che tarpa le ali ai rosanero. Bentrovati. Il forte vento di scirocco che soffia sul Palermitano spinge le fiamme sulla A19. Chiuso per ore un tratto autostradale mentre il fuoco minaccia le case. Dirottati anche i voli da Palermo su Catania. Marco Gullà. Ancora fiamme, ancora incendi. Le immagini che vedete arrivano da Casteldaccia in provincia di Palermo. Un vasto incendio scoppiato nel pomeriggio ha messo in fuga anche alcuni residenti del paese palermitano. Le fiamme alimentate dal vento di scirocco si sono estese nel giro di poco tempo, raggiungendo anche l'autostrada. È stato necessario chiudere un tratto della Palermo-Catania tra gli svincoli di Altavilla Milice e Casteldaccia in entrambe le carreggiate. Paura soprattutto per alcuni residenti che appena hanno visto crescere l'entità dell'incendio hanno abbandonato le proprie villette per mettersi in salvo. I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente già da diverse ore per spegnere il rogo, forti ripercussioni sul traffico con lunghe code in autostrada in attesa che l'emergenza rientri. Nello stesso tratto è stato interrotto anche il traffico ferroviario. A causa del forte vento di scirocco sono stati dirottati anche 2 voli in arrivo all'aeroporto Falcone Borsellino. Sono il Milano-Linate deviato a Catania della compagnia ITA previsto per il 16:55 e il Cuneo Palermo della Ryanair dirottato a Trapani delle 17:25. Scirocco che proseguirà in alcune zone della Sicilia anche nella giornata di domani. Una coppia di ottantenni è stata salvata dall'incendio sviluppatosi nella loro abitazione a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento. Le fiamme scoppiate al primo piano per un cortocircuito e arrivate fino al secondo piano sono state spente dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri che hanno soccorso i 2 pensionati. Alle porte del ponte di Ognissanti scatta l'operazione decoro al cimitero di Catania. Dopo il nostro servizio denuncia è stata avviata la pulizia straordinaria del Camposanto. Intanto da domani scatta il piano di viabilità del comune di Catania. Tonino De Mana. La quiete dopo la tempesta ed in attesa di un'altra tempesta. Si avvicina la commemorazione dei defunti e dopo il caos domenicale è comprensibile per chi ha anticipato la visita al caro estinto. Per il cimitero di Catania si annunciano giorni di grande afflusso. In attesa del clou per la ricorrenza di Ognissanti e del suo lungo ponte, la mattinata di oggi è scivolata tranquilla con il parcheggio desolatamente vuoto ed un continuo ma ordinato ingresso di visitatori. All'interno del cimitero si lavora per la pulizia dei vialetti ed è stato rimosso lo pneumatico che avevamo segnalato in un nostro servizio e che aveva suscitato l'indignazione del sindaco Trantino che durante la diretta su Telecolor aveva persino chiesto scusa ai catanesi. Qualcuno ne prende atto, però. Io ho visto che il sindaco ha chiesto scusa, ma cosa ce ne facciamo delle scuse del sindaco quando noi siamo ora per i morti senza luce, paghiamo regolarmente le bollette e siamo con le tombe al buio. Ora io è da stamattina che sono qua e ho pulito la tomba perché c'era tanta di quell'immondizia che è una cosa vergognosa.
L'operazione Decoro, tanto auspicata, è stata avviata con la contestuale messa in moto della complessa macchina organizzativa che prevede la pulizia straordinaria affidata alla Multiservizi ed un piano per la viabilità, specie in via Aquicella. Rafforzato anche il servizio della MTS, mentre all'interno dell'area cimiteriale sono stati posizionati 25 bagni chimici a supporto dei bagni già esistenti. Per i giorni 31, 1 e 2 novembre sono state sospese tutte le autorizzazioni per l'ingresso al cimitero con auto private. L'1 e il 2 infine sono sospese le tumulazioni. I servizi di trasporto funebre e gli operatori potranno accedere nelle aree cimiteriali solo dopo le 16 dal parcheggio di via Madonna del Divino Amore. Lo abbiamo detto, quello che sta per cominciare sarà un lungo ponte e quest'anno è accompagnato in Sicilia dalle temperature superiori alla media stagionale. In molti continueranno ad andare al mare, ma negli stabilimenti non sarà più consentito fare il bagno. Simona Mazzone. Lasciatoci alle spalle un magnifico weekend di sole e temperature oltre la media stagionale che in Sicilia hanno toccato i 27 gradi, è già subito tempo di vacanza per chi sta già pensando al lungo ponte di Ognissanti che quest'anno riesce ad accaparrarsi ben 5 giorni fino a domenica prossima. Tra un dolcetto e uno scherzetto della pagana Halloween che tanto piace ai bimbi di tutto il mondo, molti hanno già pianificato gite fuori porta e viaggi organizzati. Altri ancora pensano bene di prolungare le vacanze al mare, lì dove il meteo lo consente, come in Sicilia, dove la stagione balneare si conclude proprio il 31 ottobre. Cittadini e turisti vorrebbero le strutture aperte tutto l'anno, ma ci sono delle limitazioni. I lidi possono restare attivi, basta inviare apposita comunicazione alla regione, offrire qualunque tipo di servizio, ma senza la balneazione. Purtroppo non tutte le strutture riescono a rimanere aperte perché per noi diventa non sostenibile mantenere il personale oltre il mese di ottobre. C'è anche una legislazione che ci impedisce di far prendere il bagno, ma le strutture balneari non sono tutte chiuse. Ci sono diverse strutture che sono aperte ed offrono una tipologia diversa di servizio. C'è un motivo ben preciso per il quale non è consentito alle strutture di concedere la balneazione a partire dal 1° novembre, nonostante le alte temperature estive di questi giorni. La Regione Sicilia fa delle analisi alle acque per consentire la balneazione in totale sicurezza, quindi garantisce la salubrità delle acque. Il 31 di ottobre finiscono questi campionamenti e quindi non si sa se poi le acque, con le piogge che portano di tutto poi verso il mare, continuano ad essere salubri. Già si pensa alla prossima stagione, occorrerebbe giocare d'anticipo con un piano specifico, dicono i balneari, che in Italia con le loro attività creano un indotto al comparto turistico del 35%, ma ancora c'è tempo per parlarne. Per il momento arrivederci estate, forse. Rocambolesco incidente questo pomeriggio a Catania, nei pressi della stazione. Una donna di 58 anni, vediamo le immagini, ha perso il controllo della propria auto ed è finita dentro la fontana monumentale del Ratto di Proserpina. Tanta paura per la donna, soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata dall'ambulanza del 118 al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro. Vigile cosciente ha riportato alcune contusioni. Lievi danni per il monumento, ancora da accertare le cause dell'incidente, sul posto i vigili urbani per i rilievi. Sono realtà i 5 milioni di euro per i ristori a privati e imprese danneggiati dalle alluvioni di settembre e ottobre del 2022 su Trapani, Messina e Siracusa. La Protezione Civile regionale ha difatti emesso il decreto attuativo per assegnare i fondi. Per la deputata regionale 5 Stelle Chinnici, che ha presentato l'emendamento, è una soddisfazione parziale. Roberta Lunghi. Le immagini drammatiche delle alluvioni di settembre e ottobre del 2022 hanno fatto il giro del web, dando la dimensione esatta della tragedia vissuta e dei gravi danni subiti su Trapani, Messina e Siracusa. Adesso i ristori per privati e imprese di quei territori diventano realtà. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha infatti emesso i decreti attuativi per assegnare 5 milioni di euro a fronte dei 6 richiesti, derivati dal bilancio regionale e frutto di un emendamento presentato dalla deputata
deputata regionale dei 5 Stelle Cristina Ciminnisi. Ci sono adesso 2 circolari che disciplinano i criteri e le modalità di applicazione, di riconoscimento dei ristori, uno per le imprese, uno per invece i privati cittadini che hanno subito danni alle proprie abitazioni, e attraverso i moduli predisposti dal Dipartimento regionale sarà possibile presentare le istanze entro 30 giorni ai comuni competenti. Si tratta dunque di ristori parziali a fronte di decine di milioni di euro di danni stimati a imprese e agricoltura, e per la firmataria dell'emendamento si tratta anche di una parziale soddisfazione. Ci riteniamo parzialmente soddisfatti perché l'impegno inizialmente preso dal governo regionale riguardava una cifra di 6 milioni di euro, un importo che poi è stato ridotto in sede di variazione di bilancio a 5 milioni perché la scelta del governo fu quella di destinare 1 milione di euro ad altre finalità, in particolare al Dipartimento degli enti locali per il finanziamento di sagre e feste patronali. Quindi continueremo a difendere la possibilità per i cittadini alluvionati di accedere a una quantità maggiore di risorse destinate ai ristori. A Messina l'isola pedonale in centro diventa terreno di scontro legale tra il comune e diversi commercianti. Contrari al divieto di circolazione si sono rivolti al TAR di Catania. Francesco Triolo. L'isola pedonale del Viale San Martino a Messina finisce nelle aule di tribunale. Ad aprire la battaglia legale sono stati alcuni commercianti che si sono rivolti al TAR di Catania per contestare la versione approvata dalla Giunta Basile, una versione large dell'area pedonale che si estenderà da Piazza Cheroli sino a Villa Dante. Le polemiche non sono mancate sin dalla sua istituzione, ma adesso 14 commercianti hanno deciso di chiedere lo stop del piano urbano della mobilità sostenibile e così si sono affidati all'avvocato Giuliano Saitta per chiedere l'annullamento della delibera dello scorso 23 giugno. Nel mirino però non c'è tutto il piano della mobilità, ma solo l'isola pedonale di Viale San Martino. La contestazione nasce dal fatto che rispetto a quanto stabilito dal piano generale del traffico urbano, ovvero un'unica area pedonale tra Piazza Duomo e Piazza Cheroli, la nuova scelta che raddoppia l'area pedonale messinese arriva senza alcun dibattito di natura politico-tecnica, senza confronto con la cittadinanza e senza la previsione di proposte progettuali alternative. A rispondere è stato il sindaco Federico Basile, che ha affidato l'incarico di difesa all'avvocato Santidelia, confermando di guardare alla programmazione complessiva. I commercianti che hanno fatto ricorso credo siano una decina, 14 soggetti, sicuramente hanno valutato la propria posizione personale e individuale rispetto a un problema che concerne una programmazione generale. Noi siamo un ente, un'amministrazione che cerca di programmare un ragionamento complessivo che in questo caso tocca la mobilità sostenibile, e questo voi lo sapete, ci stiamo lavorando tanto. È una programmazione che, ripeto, non è limitata solamente a 1 o 2 porzioni di territorio, ma a un ragionamento più ampio. Legittimo da parte di chi contesta un provvedimento opporsi con un ricorso, quindi vedremo qual è la strada, ma io sono convinto che gli strumenti di programmazione che stiamo adottando siano più che corretti. I commercianti temono le possibili ripercussioni economiche. Nel ricorso si legge come il Comune non abbia preso in considerazione il fatto che tutti gli esercizi commerciali che prospettano su Viale San Martino saranno tagliati fuori dal traffico veicolare e dunque saranno meno accessibili da parte dei cittadini, e quindi la previsione della chiusura integrale al traffico della principale arteria stradale del centro cittadino avrebbe dovuto essere corredata da una approfondita istruttoria finalizzata ad analizzare gli effetti della pedonalizzazione. A Palermo c'è un parroco che aiuta i nuovi poveri. Nella Sicilia, dove le famiglie hanno difficoltà a raggiungere anche la terza settimana del mese, Don Ugo scende in campo con tutte le sue forze per supportare le famiglie più disagiate. Lo abbiamo incontrato nella chiesa del quartiere Sperone. Marco Gullà. Nella Sicilia, in cui molte famiglie devono ogni giorno far quadrare i conti per arrivare a fine mese, nel quartiere periferico dello Sperone, a contatto con quello di Brancaccio, c'è un parroco che è diventato punto di riferimento per tutte le famiglie disagiate e che hanno anche problemi a fare la spesa. Lui è Don Ugo Di Marzo, parroco della chiesa Santissima Maria delle Grazie. Ogni giorno il suo impegno è quello di dare serenità a chi chiede aiuto. E in un quartiere dove la disoccupazione si è ormai intrecciata stabilmente con la vita quotidiana, di richieste ce ne sono davvero tante. Il divario nord e sud aumenta, la crisi in Sicilia è molto più sentita, nelle zone nostre periferiche, quelle periferie esistenziali, così come le chiama il Papa, come sono lo Sperone e Roccella, tutto questo è ancora più pesante da affrontare ogni giorno. La parrocchia ad esempio c'è per le nuove povertà, soprattutto con nuove povertà intendo l'operaio che non riesce a fare la spesa, che non riesce a comprare gli occhiali a suo figlio,
parlo del commesso di negozio che non riesce comunque a pagare le bollette, si trova in difficoltà e deve scegliere tra il mangiare o il gas o la luce, situazioni che un tempo non si immaginavano nemmeno, dopo la pandemia si sono aggravate notevolmente. Quali sono le richieste che ogni giorno le arrivano, Don Ugo? Noi ad oggi abbiamo richieste per aiuto di utenze, tantissime richieste, libri scolastici, farmaci che sono a pagamento, qualcuno anche di prima necessità, il mangiare del quotidiano, ma sono pochissimi questi che proprio non arrivano a fare la spesa. Ma tutte quelle spese tra virgolette extra, che extra non sono, come appunto gli occhiali, il libro scolastico, il medicinale, li chiedono a noi, vengono a chiedere a noi un sostegno. Nel comprensorio tutti lo conoscono. Don Ugo sa bene che la mancanza di lavoro in un quartiere come quello dello Sperone rende ancora tutto più difficile. Questo è un dato ulteriormente allarmante, se poi lo uniamo alla mancanza del reddito di cittadinanza che è stato tolto in tantissimi casi, questo sta diventando un pericolo, una bomba sociale che rischia di esplodere se non ci diamo da fare. Un quartiere che il parroco sta cercando di aiutare, ma anche cambiare. E segno di questo voltare pagina è anche quello che ai nostri microfoni ci racconta. Quello che ci fa veramente riflettere, ed è bellissimo di questi ultimi anni, in modo particolare la richiesta d'aiuto per l'istruzione dei figli. Tanti genitori chiedono aiuto per fare continuare gli studi ai figli, una cosa che prima era impensabile. Oggi il libro scolastico è un bisogno vero, oggi dopo scuola è una necessità reale, che chiedono perché vogliono un futuro diverso per i loro figli. Allora il cambiamento lo si vuole, il cambiamento è possibile, ma non ci sono gli strumenti per averlo. Si parla tanto di ascensore sociale, ma qui è fermo a piano terra, non si alza. Dobbiamo darci da fare per fare ripartire questo ascensore sociale, per comprendere che dobbiamo dare delle possibilità diverse a chi gli strumenti non li ha. Corsi per diventare operai edili destinati a richiedenti asilo. Messina è la prima città siciliana che offrirà percorsi formativi e opportunità di lavoro ai migranti titolari di protezione internazionale. L'iniziativa, nata dall'accordo tra i Ministeri dell'Interno e del Lavoro, l'Associazione Costruttori, l'ANCE e le organizzazioni sindacali. Emanuela Corsi. Partiranno il prossimo 10 novembre i corsi di formazione per il settore edile dedicati ai richiedenti asilo ospitati nell'area metropolitana di Messina. La città dello Stretto è la prima in Sicilia, in tutta Italia sono 29, a dare la possibilità a 100 giovani richiedenti protezione internazionale di ricevere un'adeguata preparazione per l'inserimento nel mondo del lavoro e nelle aziende edili che lavorano nella provincia. Ad occuparsi dei corsi l'organismo paritetico territoriale Scuola Edile di Messina. Stiamo facendo un percorso che va fai le 400 alle 800 ore. Sicuramente partiamo come operaio polivalente dove comprende tante qualifiche, ma guarderemo con attenzione, molta attenzione anche alla sicurezza sul lavoro per i troppi infortuni che abbiamo nei cantieri. Certamente è un percorso non facile, anche perché molte di queste persone non parlano l'italiano. Il progetto si inserisce nel solco dell'accordo siglato a livello nazionale tra i Ministeri dell'Interno e del Lavoro, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili e alcune organizzazioni sindacali. Durante i corsi i partecipanti impareranno sia la teoria che la pratica necessarie per poter operare all'interno dei cantieri edili. Il 30% delle ore, già abbiamo un accordo con il gruppo costruttore, saranno avviate, saranno messe a disposizione in questi cantieri dove avranno un tutor per poter meglio apprendere quello che si è fatto nella teoria. La formazione non favorirà solo l'integrazione di chi arriva nel nostro paese, ma incrementerà la manodopera sempre più carente nella nostra regione. Questa mancanza di personale qualificato e specializzato spesso non consente alle imprese di avviare i cantieri. Ci fermiamo per una pausa e ritorniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il calcio, il Massimino diventa terra di conquista e il Catania cede i 3 punti all'Avellino. Allenatore e squadra contestati, ma Tabbiani avrebbe ancora la fiducia della società. Rapisarda, rimborchiamoci le maniche, rialziamoci. Tonino De Mana. Traballa la panchina di Tabbiani, ma per il momento resta al comando, sempre più solo e senza il supporto di una tifoseria che chiede a gran voce il cambio di allenatore. Il Catania si lecca le ferite dopo l'ennesima sconfitta, la terza stagionale al Massimino, che complica la situazione in classifica e che acuisce la crisi di gioco e di risultati. L'Avellino fa il suo e con un gol per tempo porta a casa i 3 punti e lo fa senza particolari assilli, al cospetto di un Catania in evidente difficoltà, soprattutto caratteriale. A complicare le cose anche il rigore fallito da Chiellini
fatidico che avrebbe potuto cambiare il senso della gara. I fischi del pubblico, che già mugugnava dopo il vantaggio di Ghirpini ad opera di Marconi, sono diventati la colonna sonora della disfatta, decibel che sono aumentati al raddoppio di Gori e proseguiti fino al triplice fischio ed anche oltre. Tabbiani, il più contestato, ma Striscioni e Cori non hanno risparmiato i giocatori ed è Francesco Rapisard ad assumersi le responsabilità sue e dei compagni. Io penso che il periodo, al di là di tutto negativo, che stiamo attraversando ci porta pure i tifosi ad avere questa reazione giusta. Sappiamo che non stiamo facendo benissimo e ci dobbiamo assolutamente rimboccare le maniche e rialzarci per forza. In serata si è poi tenuto un vertice tra il patron Pelligre e il vice Grella, un confronto lungo che alla fine avrebbe portato all'ennesima fiducia a tempo per Tabbiani, proprio perché incombono sfide ravvicinate come la gara di mercoledì contro il Brindisi, recupero della seconda giornata, la trasferta di Potenza e la gara di Coppa Italia contro il Picerno. Intanto circolano i nomi dei successori, in pole position ci sarebbe Silvio Baldini. Buona prestazione del Messina a Crotone, che con il pareggio di ieri ha riscattato in parte la sconfitta di giovedì scorso contro il Brindisi. Tra 2 giorni giallorossi di nuovo in campo per il recupero a Taranto. Sergio Colosi. 11 punti in 10 giornate, aspettando il recupero di mercoledì a Taranto. L'ultimo degli 11 punti ha un grande significato perché è conquistato a Crotone con un ampio turnover, 7 cambi rispetto all'incontro con il Brindisi, a dimostrazione che il Messina di Modica ha un organico ridotto ma dalle infinite risorse motivazionali. 11 come i punti dello scorso campionato, quando il Messina di Auteri chiuse l'andata all'ultimo posto. Il cammino sembra migliore, pur rimanendo intatto l'obiettivo stagionale. La presunzione di Zauli nei cambi ha reso equilibrata una partita che sulla carta non lo sarebbe mai stata. Ma io penso che sia stata una bella partita, abbiamo avuto opportunità noi, l'hanno avuto loro. Siamo partiti bene, dopo il gol abbiamo avuto paura di vincerla e anche se era troppo presto, però fino al 30° siamo stati bene in campo. Abbiamo fatto il nostro, poi pian piano quando ci hanno preso 30 metri di campo dove abbiamo incominciato a indietreggiare siamo stati poco attenti anche nel volere sfidarli per fare il secondo gol. Però merito al Crotone perché poi ci ha un po' chiuso, ha fatto il gol e l'hanno fatto anche meritatamente, anche se poi alla fine potevamo vincere questa partita perché la squadra è stata bene in campo, perché aveva voglia, perché ha dimostrato che quella di Brindisi è stata una parentesi. I 3 gol del Messina a Crotone di Giunta, Luciani e Polito sono arrivati dalla panchina. Mercoledì il recupero a Taranto e domenica al Franco Scoglio ci sarà il Benevento. Intanto il Palermo perde ancora al Barbera, rosanero che cadono per mano del Lecco che vince 2-1. Per Corini una sconfitta che fa male. Marco Gullà. L'interrogativo che viene a galla dopo la sconfitta interna di ieri è: cosa succede al Palermo quando gioca al Barbera? Dopo il Cosenza anche il Lecco fa bottino pieno, mettendo a nudo alcune criticità della squadra rosanero. La difesa è apparsa leggera e morbida e il primo gol di Crociata ne è la prova. L'attacco invece ha inciso poco, così dopo il vantaggio del Lecco il Palermo ha sbattuto spesso contro la difesa avversaria, creando pochissimo. Il raddoppio di Sersanti ha gelato il Barbera. Ci sta male, c'è la morte nel cuore. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, è stata una prestazione dove per volontà, dedizione, la squadra ce l'ha messa, siamo stati un po' sporchi, abbiamo preso soprattutto il secondo gol dove potevamo lavorare meglio, a livello di generosità abbiamo fatto quello che dovevamo fare, la partita era lì, avevamo avuto parecchie occasioni poi per accorciare, non siamo riusciti a farlo. Palermo che nella ripresa ha cercato la via del gol diverse volte ma con confusione e senza precisione, poi anche la sfortuna con la traversa di Soleri dopo quella colpita da Stulaz. Il rigore segnato da Brunoni nel finale non ha cambiato l'esito del match. Noi dobbiamo pensare al percorso che dobbiamo portare a termine da qua ad altri 7 mesi, sicuramente c'è tanto da lavorare. La Serie B è questa, perché se pensiamo che giochiamo contro l'ultima in classifica e possa essere una passeggiata, ci siamo sbagliati di grosso, ci sbagliamo di grosso, aspettano tutti la partita contro il Palermo per fare bella figura e per mettersi in mostra e ci deve servire da
da lezione. Palermo che sabato sarà di scena a Marassi contro la Sampdoria. Bene, per stasera è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro una buona serata. Arrivederci.